Questa è la storia della ferrovia Milano-Venezia. Il 2 settembre 1835 la Camera di Commercio di Venezia esamina la domanda di costituzione di una società di accomandita presentata dall'ingegnere Francesco Varè e Sebastiano Wagner, un commerciante locale, per costruire una ferrovia che collegasse Milano con Venezia. Il 14 ottobre dello stesso anno la Camera di Commercio sottopone la domanda al governo delle province venete, che si mostra interessato e si forma una commissione di 5 membri per avviare studi più approfonditi. Il 28 gennaio 1836 la commissione chiede a Varè una serie di domande per far emergere i possibili problemi e trovare delle soluzioni. Inizialmente il progetto di Varè semplicemente prevede di unire le due capitali del Regno Lombardo-Veneto per la via più breve. Nel 1837 iniziano le operazioni per la costituzione della società Imperial Regia privilegiata strada ferrata Ferdinandea Lombardo-Veneta, chiamata così per omaggiare l'imperatore Ferdinando I d'Austria. Carlo Cattaneo, segretario della sezione lombarda, dando prove della conoscenza del territorio, sottolinea sugli annali universali di statistica l'importanza che la ferrovia passi anche per le principali città fra le due capitali del regno. La linea viene costruita per tratti. Il primo inaugurato il 12 dicembre 1842, collega Padova con Marghera. Il ponte che unisce Venezia e la terraferma viene invece aperto l'11 gennaio 1846. Prima la città era collegata a Marghera grazie a vaporetti. Sempre l'11 gennaio viene poi aperta la tratta Padova-Vicenza e il 17 febbraio Milano-Treviglio. La prima guerra di indipendenza rallenta la costruzione degli altri tratti. Verona viene collegata a Vicenza il 3 luglio 1849, Coccaglio-Brescia-Verona il 22 aprile 1845 e infine Treviglio-Bergamo-Coccaglio il 12 ottobre 1857. Il percorso originale, lungo 285 km, prevede il passaggio lungo la direttrice oggi nota come Treviglio-Bergamo-Rovato, per non tagliare fuori Bergamo dalla ferrovia. Poi, con l'inaugurazione del tratto diretto Treviglio-Rovato il 5 marzo 1878, la ferrovia assume la forma attuale. Dal 1956 la trazione su tutta la linea è elettrica, a corrente continua a 3000 volt. Nel 2007 è stato completato il quadruplicamento della ferrovia nel tratto tra Milano e Treviglio, per separare meglio il traffico locale suburbano da quello regionale e dalla lunga percorrenza. A dicembre 2016 è stata completata la nuova linea alta velocità-alta capacità Treviglio-Brescia, lunga 39,6 km. L'opera rientra nel più vasto progetto di realizzazione del collegamento ferroviario AV-AC Milano-Venezia e del corridoio mediterraneo del progetto europeo TEN-T.